21esimo turno del campionato di Serie A2 Girone B. Scendono in campo Ciampino Anni Nuovi e Roma Calcio a 5. Pallone indietro per Tomaino che deve liberarsene, allora dentro per Bacaro che ha un grande stop e poi un'ottima girata con il destro. Vediamo questo calcio di punizione di seconda per il Ciampino Anni Nuovi. Foppa per Bacaro, il tocco per Signori. La risposta di Tarenzi e poi incredibilmente si salva la Roma. La battuta di Caiche Silva che sorprende Tomaino ed è 1-0 Roma a 2 minuti e 27 secondi. Di Scala centralmente per Caiche Silva che smista bene dall'altra parte, dentro per Pagno, l'azione splendida della Roma che porta al 2-0 di Roccio quando sono trascorsi 3 minuti e 12 secondi. Un capolavoro di azione della squadra di Emanuele Di Vittorio. Bacaro dalla distanza sul secondo palo per Becchi, ben appostato, accorcia le distanze il Ciampino Anni Nuovi. Si accentra bene Guto e poi Tomaino sulla respinta. Il tap-in vincente di Pagno. La Roma torna a +2 nel punteggio, è 3-1 a 5 minuti e 6 secondi dall'intervallo. Il cartellino giallo un po' troppo severo, nel frattempo parte Bacaro che batte Tarenzi e accorcia le distanze di nuovo il Ciampino Anni Nuovi con il 21esimo centro in campionato di Vinicius Bacaro che poi mostra la maglia di Stefano Terlizzi, capitano del Ciampino Anni Nuovi, operato in settimana al legamento crociato. Bene Tomaino con il petto, poi Becchi che si fa rubare il pallone, poi la palla che finisce sui piedi di Guto con una carambola stranissima e alla fine Guto a tu per tu con Tomaino batte il portiere avversario e fa il 4-2 della Roma. Bacaro, Mattarocci, quindi Becchi, sfida duello Pagno, lo mette a sedere, ancora Becchi, sfida tutta la Roma, non c'è fallo e allora Guto a tu per tu con Tomaino, ancora Guto, palla che colpisce il palo e poi finisce in rete per il 5-2 della Roma e la doppietta personale di Guto. Troppo esterna la sua conclusione il brasiliano e quindi Tarenzi al rilancio, pallone sul secondo palo di Rocio e arriva la deviazione vincente di Fontanella per il 6-2 della Roma.
signori. Baccaro, il velo per favorire Foppa, letto bene dalla retroguardia giallorossa. Becchi, Mattarocci, centralmente per Baccaro, sotto la traversa, accorcia le distanze il Ciampino Anni Nuovi con la doppietta personale di Vinicius Baccaro, 6-3. Signori, Foppa e la palla che finisce in rete con una deviazione di un giocatore della Roma. Allora accorcia le distanze il Ciampino Anni Nuovi, 6-4 a 1:38 dal termine del match. Metto la bandiera bianca il Ciampino Anni Nuovi, suona la sirena che ufficializza il 6-4 a favore della squadra di Emanuele Di Vittorio, che sbanca Ciampino e sale a quota 18 punti in campionato. In compagnia di mister Lupi. Allora mister, non avevate più niente da chiedere insomma a questo campionato, però ci tenevate comunque a chiudere con una vittoria in casa, non è arrivata, peccato. Sì, ci tenevamo a finire bene, come avevamo anche dichiarato durante tutte le interviste. Volevamo questi 6 punti in 2 partite, non ci siamo riusciti. Forse è stato fatto un grosso sforzo nelle partite precedenti, ma non gli posso rimproverare niente ai ragazzi, che sono stati fantastici fino ad oggi. A proposito di sforzi precedenti, insomma, parliamo di queste sue 7 partite alla guida del Ciampino Anni Nuovi con un bilancio di 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Come si giudica questo percorso? Diciamo eccellente, ci siamo salvati, ma come ho sempre detto il merito non è mio ma dei ragazzi che si sono sempre impegnati durante gli allenamenti, si sono messi tutti a disposizione con grande cuore. Siamo riusciti a salvare questa stagione.